Chi si ferma è perduto. Mistral e Adrano non possono permettersi passi falsi, perché chi sta davanti o rincorre non aspetta altro che uno stop per poterne approfittare, per allungare o mettere la freccia. Bisogna correre tanto sul parquet per non lasciare punti per strada che alla fine della stagione potrebbero avere un peso specifico non indifferente per chi lotta per la promozione diretta o tramite playoff. C'è chi ha la mente più lucida e le gambe più fresche dopo un turno di riposo, chi invece oggi è chiamato all'ultimo sforzo prima del rientro ai box per tirare il fiato, con l'obiettivo di non avere nella sosta brutte sorprese di classifica, perché chi si ferma è perduto. Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Palaureto. Questa è Mistral Palermo Adrano, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie B di Futsal Girone H. Quarta giornata di ritorno, vedete le squadre in campo agli ordini dei direttori di gara. Dirige la partita Filippo Manica della sezione di Rovereto con Davide Sanneris della sezione di Mantova. Crono Emilio Fardella di Palermo, squadre che si salutano in campo. Mistral Palermo in tenuta consueta total black contro l'Adrano, che invece giocherà in maglia bianca con inserti sulle maniche azzurre, pantaloncino azzurro con una fascia gialla e calze bianche. Match importante, match d'alta quota con l'Adrano, primo in classifica, che divide il primato con il Nausicaa. Mistral, che invece è quarto in classifica, distanziato da 7 punti da Nausicaa e Adrano. Tra l'altro Mistral, unica squadra capace di espugnare il campo adranita in stagione. Mistral che invece è caduto solo una volta qui tra le mura amiche il 22 novembre proprio contro la capolista Nausicaa. Un match, come abbiamo detto, importante per entrambe, soprattutto per l'Adrano, che condivide la prima posizione in classifica con il Nausicaa, ma l'Adrano settimana prossima riposerà, mentre il Mistral viene dal turno di riposo. Entrambe condividono un ultimo risultato positivo. Mistral, che aveva fatto visita alla Gallinese, Adrano che invece ha vinto proprio contro la Gallinese. Entrambe hanno vinto per 3-2. Andiamo subito a vedere gli uomini a disposizione di mister Cappello, che senza Di Liberto si affida in porta a Messina e Picciucca, poi col numero 6 Antonino Orlando, col 7 Giacomo Orlando, poi Murò, La Torre, Fuentes, Di Maria, Randazzo, Dell'Aria. Intanto inizia il match. Randazzo, Dell'Aria, come detto, e la Barbera. Risponde l'Adrano, che tiene ora pallone con Licandri. Pallone per Nicolosi, ancora Licandri che può giocare, cambia lato con l'intervento ottimo a chiudere la Monica di Dell'Aria. Dicevamo Adrano con i portieri Marino e Giappone, poi Bonaccorso, Famà, Papotto, La Monica, Nicolosi. Intanto qua La Torre che scambia con Dell'Aria, che calcia al volo, pallone che termina al lato. Quindi La Monica, Nicolosi, capitano Nicolosi per l'indisponibilità dell'ultimo momento di Finocchiaro, Pereira, Verzì, il citato Licandri che tiene ora il pallone, e Cavallaro. Licandri, pallone per Cavallaro, tiene il pallone, sfida Capitan Di Maria, riesce a saltare, pallone messo al centro, mette il piede Dell'Aria che mette in calcio d'angolo, pallone subito tra i piedi di Cavallaro, che alza a cercare Capitan Nicolosi, che non fa paura a Messina. Parte lui tra i pali con il 22, allora Capitan Di Maria che può salire, vicino a lui Dell'Aria, largo c'è Murò, Dell'Aria cede proprio a bomber Murò, sfida La Monica mette il piede, riesce a togliere il pallone a Murò. La conclusione, la parata di Messina,
E allora Muro ancora, Licandri che riesce a intervenire, la Torre che prova a infastidirlo, ancora Licandri calcia, pallone sull'esterno della rete, non c'è nulla, voleva la deviazione. E allora si può ripartire con Di Maria che tiene il pallone, vede Muro, non lo serve, ancora palla al piede, sfidando Nicolosi. Muro da dell'aria, Licandri sulle gambe, ancora da Muro, giro palla tra Capitan Di Maria e Muro che sfida Nicolosi, ancora indietro da Di Maria, dell'aria, Licandri prova a infastidirlo e allora si torna indietro da Di Maria che finta il passaggio, poi la cede a dell'aria che viene pressato e non poco da Licandri, riesce in qualche modo a darla alla Torre, scambia con Di Maria, corto per dell'aria, non può intervenire Messina, allora pallone lungo verso la Torre, ma troppo lungo, è rimessa laterale per la compagine adranita. Licandri, Di Maria sulle gambe a sfidarlo, Licandri guarda il movimento dei suoi, c'è Nicolosi, c'è anche la Monica, qua riesce la Torre in un primo momento a intercettare, si fa vedere Cavallaro, Licandri calcia, pallone al lato, ma brivido per la conclusione dell'ex Meta Catania con Messina che riesce tranquillamente a battezzarla fuori, allora può ripartire il Mistral con Bomber Muro che sfida sulle gambe la Monica, pallone verso dell'aria, c'è però l'onnipresente Licandri che la tiene, la fa sua, di suola, cede per Cavallaro che torna dal 20 e poi si torna da Giappone che può calciare in avanti, pallone per la testa di Capitan Nicolosi che non riesce però a girare verso la porta di Messina, pallone che si spegne sul fondo e riparte subito il Mistral con Di Maria dell'aria, ancora Di Maria che cede a Muro, va giù sul contatto con la Monica, Muro va a proseguire il direttore di gare, allora Di Maria che può calciare con deviazioni di Licandri ed è angolo. Come detto, Mistral reduce dal 3-2 contro la Gallinese, stesso risultato nell'ultima giornata per l'Adrano che condivide la testa della classifica a quota 30 punti col Nausicaa. Si attende il pallone per Capitan Di Maria, angolo dalla destra, c'è fuori dell'area che potrebbe essere servito, allora il movimento era per Muro, Licandri qua sbaglia, anzi Nicolosi sbaglia, va giù Di Maria, proteste del capitano del Mistral, non c'è nulla per il direttore di gare, allora si può ripartire con Cavallaro che la fa sua, c'è vicino Licandri, la Torre prova a contenerlo, qua Capitan Nicolosi sbaglia il movimento e anche a cercare il controllo del pallone, è rimessa laterale per il Mistral col solito movimento tra Muro per dell'aria, si va da Di Maria, ancora per Muro, Muro sfida la Monica, poi il pallone va dalla Torre, non riesce a tenerle, allora Licandri sfida Di Maria, calcia, deviazione, si salva il Mistral in questo caso. Lo stesso Licandri sul pallone con la Monica vicino per poter cercare la conclusione, allora Cavallaro di tacco, bravissimo qua dell'aria a mettere il piede e a deviare in rimessa laterale. Cavallaro si torna da Giappone, allora ancora Cavallaro per la Monica, Cavallaro a cercare il movimento di Capitan Nicolosi, bravo qua dell'aria che cede a Di Maria, riesce con un'ottima organizzazione difensiva il Mistral a tenere il pallone e allora dell'aria con Licandri, Di Maria, ancora dell'aria, si va dall'altro lato da Muro con la Monica che sale, intanto Licandri cade in area di rigore, non c'è nulla per il direttore di gara, qua scontro tra la Torre e Capitan Nicolosi, richiamato il numero 9 del Mistral. Intanto avvicendamento tra i Nero con Muro che lascia il posto a Fuentes, calcio di punizione per l'Adrano con
Licandri che scambia con Nicolosi, ancora Licandri. Di Maria prova ad aspettare, poi il pallone a cercare il movimento di Capitan Nicolosi. Fuentes appena entrato mette il piede allontanando in rimessa. Si torna sempre dal solito Licandri, l'ex meta Catania detta il passaggio a cercare la Monica, ma il pallone si spegne in rimessa laterale. Allora è Di Maria che può far ripartire il gioco dei suoi, con mister Cappello che dà indicazioni dalla panchina a Fuentes sui movimenti da fare. Allora il numero 10 finta con la Monica che abbocca. Di Maria, Dell'Aria ancora, rimpallo fortunoso questa volta per il Mistral che riesce a tenere il possesso del pallone. Dell'Aria in due a Pressaro, attenzione qui Licandri va giù, il pallone resta lì, Nicolosi non riesce, si salva dopo l'errore di Capitan Di Maria che qui riesce a tenere il pallone in campo ridandolo alla squadra adranita. Brividi e qualche disattenzione difensiva per gli uomini di mister Cappello. Allora Licandri finta la torre, Licandri calcia, mette il piede Messina con deviazione in calcio d'angolo che salva il Mistral. Angolo affidato ai soliti piedi di Cavallaro. C'è movimento tra Licandri e la Monica, movimento che viene premiato con il numero 9 che sigla il gol dell'1-0. Adrano in vantaggio e avanti. Un calcio d'angolo ben gestito dagli uomini di mister Esgroi che riescono ad eludere le marcature, con Cavallaro che trova Licandri e a sua volta riesce a trovare al centro la Monica. Qua conclusione dalla distanza che non impensierisce Giappone. Si gioca ancora qui con la Barbera, prova a calciare Mendola, scusate, non la Barbera. Allora si può ripartire con l'Adrano che va lungo, troppo lungo qui Giappone a cercare Nicolosi. I due si scambiano un cenno con Nicolosi che alza il pollice a dire la giocata c'è, io no. E allora può ripartire il Mistral, il pallone a cercare il movimento di la Barbera che voleva Capitan Di Maria, ci mette una pezza il solito Licandri. Fuentes sul pallone, cerca il movimento dei suoi e allora il pallone che arriva in direzione di Mendola, rimane lì per Fuentes. La Barbera prova la giocata, poi in qualche modo riesce ad andare via la Monica che però non contiene. Ancora la Barbera da Fuentes, ancora Fuentes, giocata del 10, la conclusione con deviazione no, rimessa dal fondo, però giocata ottima di Fuentes che con un doppio tocco riesce a tenere il pallone. Poi qua attenzione, il pallone da Giappone direttamente a cercare Pereira. Tunnel di la Barbera, Di Maria, ancora da Fuentes, ancora la conclusione, poi arriva la Barbera, calcia e il pallone facile preda di Giappone. Licandri, pallone messo avanti proprio da Pereira, il pallone resta lì. Di Maria, bravissimo in questo caso il capitano che lamenta un fallo subito da Licandri. Poi il pallone ancora per l'Adrano, ancora Licandri, la conclusione Fuentes salva sulla linea dopo la giocata di Bonaccorso con la chiusura di Messina, riesce Fuentes a salvare sulla linea. Allora Giappone, l'Adrano vuole trovare il raddoppio, Licandri
pallone ancora a cercare Alcides Pereira, Licandri cede ancora dal 14, prova un attimo a gestire qui la compagine allenata da mister Sgroi. Pereira chiama il movimento di Cavallaro che va giù, non c'è nulla, e allora Fuentes può fare ripartire i suoi con Di Maria che prova a fare blocco su Bonaccorso. Pallone a cercare Mendola, Di Maria, la Barbera, da Fuentes ancora Fuentes prova la conclusione con deviazione, pallone che termina fuori, ma occasione per il Mistral per rimanere in zona d'attacco con l'angolo calciato da Fuentes. C'è Di Maria che cerca il movimento, pallone però calciato male fuori dal numero 10 con il cronometro che intanto correva, quindi ha dovuto prendere una decisione seppur non felice, dando il pallone in rimessa laterale per Ladrano. Giappone, pallone calciato in avanti, Messina la fa sua nonostante il pressing di Verzì. La Barbera, c'è vicino Muro che detta il movimento di Fuentes, ancora Fuentes che sfida Pereira, allora ancora la Barbera, giro palla a cercare Mendola con un intervento che costringe a tornare indietro con Muro che deve rincorrere, allora ancora la Barbera sui piedi, Cavallaro, poi ancora la giocata qua, Pereira cerca di tenere il pallone e ottiene il massimo risultato con la rimessa laterale. Poi attenzione, qua sbagliano, Fuentes, Muro, attenzione, il pallone resta lì, Giappone la fa sua. Incredibile quello che abbiamo visto con un giocatore della panchina del Ladrano che passando alle spalle del proprio compagno lo ha sgambettato sulla rimessa laterale, regalando un'ottima e una ghiotta occasione da gol per il Mistral che non è riuscito a sfruttarla. Allora Muro, si torna da Fuentes, pallone a cercare la Torre, scappa via al numero 9 sul pressing di Cavallaro, e allora Pereira, Fuentes la difende, rimessa dal fondo. Messina sulla palla, va dal vicino Fuentes a cercare la Barbera. Muro in avanti cerca un movimento la Torre che prova a smarcarsi dalla marcatura di Cavallaro. La Torre, ancora la Torre, ottima giocata a cercare ancora la Barbera, si va da Muro, Fuentes, la Torre al centro, ancora Fuentes, si va ancora da Muro che calcia, mette la mano Giappone, deviazione in calcio d'angolo, in questo caso provvidenziale il numero 19 che riesce a chiudere sulla conclusione dalla distanza velenosa di Bomber Muro. E ancora Fuentes cerca proprio il movimento di Muro che stoppa, tira, Giappone mette la mano e poi Adrano che non ci pensa su due volte ad allontanare questo pallone che va nelle zone di Messina. Si riparte ancora, la Torre sfida Cavallaro, ancora la Torre ha l'occasione per rientrare sul sinistro, cede a Muro, c'è vicino Fuentes, si fa vedere la Torre, c'è largo la Barbera può calciare, ancora la Torre, la finta, la Torre in mezzo a due, va giù, non c'è nulla, rimane a terra anche Cavallaro. Pereira aspetta un attimo perché in due restano a terra, ferma il gioco il direttore di gara, restano a terra sia la Torre che Cavallaro per lo scontro avvenuto in occasione dell'azione offensiva delle Mistral. La Torre ha cercato in qualche modo di incunearsi in mezzo a due maglie biancocelesti, ma non c'è stato nulla. Fallo non fischiato dal direttore di gara, hanno la peggio sia la Torre che Cavallaro, si rialzano entrambi. Aveva interrotto il gioco il direttore di gara, quindi pallone che era in possesso del Ladrano che ritorna
in possesso della compagine adranita, con 9 minuti e 05 effettivi ancora da giocare. Si riprende e torna anche il cronometro a girare. Poi qua sbaglia nella giocata Pietro Verzì, che regala la rimessa ai Neroro. E allora Mistral che può giocare con la Barbera che va da Fuentes, sfida la Monica. Fuentes con il tocco di la Monica, l'ultimo tocco, sì, è del giocatore dell'Adrano. Rimessa laterale, costretto a indietreggiare Fuentes. Pallone qua sbagliato a cercare Muro. Pereira calcia, Muro mette una pezza deviando in angolo, poi attenzione alla palla che resta lì. Occasione come il vantaggio in questo caso, riesce a mettere il piede alla torre. Pereira a cercare Verzì, la Barbera, ancora Verzì a cercare Pereira, non riesce. Qua attenzione il pallone che va alla torre, la torre, Muro va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, fischia in un secondo momento il calcio di punizione con Muro sgambettato da la Monica. Calcio di punizione e cambi per la squadra di Mister Sgroi, con Muro, Di Maria e Dell'Aria sul pallone. Il capitano cerca di dettare le indicazioni a Muro, per cercare uno schema sul calcio di punizione. Si avvicina anche la torre che chiede indicazioni su dove e come posizionarsi. Di Maria si allontana, Dell'Aria si allontana, allora rimane soltanto Muro che calcia, Giappone, la torre non può intervenire, allora Licandri che scappa via, Licandri, la torre riesce in qualche modo a intervenire e a chiudere il passaggio che doveva arrivare alla Monica. La torre, Di Maria calcia, Giappone, riparte l'Adrano con Nicolosi, scivola Muro, ancora Nicolosi, pallone che termina sul fondo. Si era fatto un attimo superare Muro, ma con la sua scivolata ha tolto il tempo di intervento a Nicolosi, che si porta la palla sul fondo. E allora Di Maria, allora a cercare la torre che prende posizione, ancora Di Maria, non riesce a calciare la torre, la palla che resta lì, si salva l'Adrano. E allora Cavallaro, Licandri, pallone a cercare Nicolosi che calcia, Messina e Dell'Aria che riesce a tenerla in campo, può giocarla il Mistral. La torre, il pallone a cercare Muro, Salvatore Muro, dall'occasione per l'Adrano di raddoppiare arriva il gol del pari del solito bomber Muro, che rimette la partita in equilibrio 1-1. Gol mangiato, gol subito, è la dura legge del calcio, in questo caso del futsal. Riesce con un contropiede fulmineo il Mistral a siglare il gol dell'1-1 con Muro. E allora Licandri, tutto da rifare per l'Adrano, la Monica, la torre Dell'Aria, ancora il pallone lì con Muro che cicca l'intervento, poi Messina in due tempi la fa su e può fare ripartire il Mistral con la torre che sfida Cavallaro. La torre può andare da Dell'Aria in più in tranquillità con Di Maria vicino, il 17 cede al capitano, si va dall'altro lato sempre da Muro, il numero 8 sfida la Monica, i due autori dei gol di quest'oggi. Muro riesce a ottenere anche la rimessa laterale, però mister Cappello dice time out per dare indicazioni ai suoi. Match che vive di lampi
e ovviamente sia mister Cappello ma anche e soprattutto mister Sgroi daranno ora indicazioni ai loro per cercare di rientrare in campo e sfruttare al meglio ogni azione. Entrambi con la lavagnetta a indicare quelli che possono essere i movimenti. In un caso mister Cappello per sfruttare questa azione offensiva, mister Sgroi indicando ai suoi invece come mettersi forse meglio in difesa e cercare di sfruttare la ripartenza per fare male al Mistral, e tra l'altro mister Cappello che si prende tutti i secondi necessari prima del rientro in campo. Dell'Aria va largo, Di Maria sul pallone per la rimessa. Muro dà il pallone al capitano e c'è tempo per riprendere. Di Maria, cercare il movimento di Muro che cede proprio a Di Maria, si va da Dell'Aria che può calciare, Giappone, mani aperte, un calcio d'angolo, chiama subito lo schema Dell'Aria per far posizionare in maniera ottimale i suoi, e allora si può andare da Di Maria che calcia con deviazione di Cavallaro, altro angolo, altro schema chiamato sempre da Dell'Aria con la Torre e Muro che in questo caso si scambiano le posizioni. Tutto Ladrano a difendere. Dell'Aria si va da Di Maria a cercare Muro, la Torre riesce a tenerla, poi sfida Cavallaro, il pallone per Dell'Aria che va giù, il direttore di gara è vicino, non c'è nulla sul contatto tra Licandri e Dell'Aria. E allora si può riprendere con Cavallaro che allarga dalla Monica, ancora Cavallaro, c'è vicino Licandri, riceve ora il numero 20 con Di Maria che prova in qualche modo a chiudere le linee di passaggio. Licandri costretto ad andare dalla Monica, Nicolosi, la Monica, Cavallaro, Licandri prova il filtrante a cercare la Monica, riesce a chiudere la difesa del Mistral con Dell'Aria che può giocare per Di Maria. Allora si va dall'altro lato da Muro, la Torre, stop di suola, la Torre, pallone largo di poco, e Giappone che non perde tempo per fare ripartire i suoi. Licandri perde per un attimo il contatto col pallone, ancora Licandri, la Torre mette il piede, deviazione in rimessa laterale, pallone messo al centro, Messina, poi la palla resta lì, ancora Dell'Aria che deve allontanare, ci pensa ora, attenzione, il pallone che resta lì con Nicolosi, il solito Licandri che apre a destra dal capitano Cavallaro, di Suola, la Torre lo pressa, la Monica prova ad andare via, pallone messo al centro, Nicolosi la trattiene, poi lì ancora, ed errore clamoroso di la Monica a pochissimi centimetri dalla porta difesa da Messina. Qua fallo, anche un po' di frustrazione di la Monica dopo aver sbagliato un gol praticamente a porta spalancata, frena la giocata delle Mistral con questo fallo. E allora occasione come poc'anzi per può giocare la Torre, lascia a Muro che calcia! Muro!
2-1! Questa volta non sbaglia l'azione da punizione il Mistral, che fa 2-1, solito bomber Salvatore Muro che la ribalta. 2-1 per il Mistral. Lo avevamo detto, un'altra occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire per il Mistral, ed è 2-1. Prova subito la giocata in avanti Ladrano, non riesce in questo caso a fare impensierire Messina, e allora Fuentes, il numero 10, prova la giocata. Fuentes calcia con un giocatore del Ladrano. Non abbiamo visto chi era che ha cercato quasi in maniera disperata di intervenire per fermare Fuentes. La Torre, pallone che resta lì, chiama la deviazione Capitan Di Maria, effettivamente c'è stata, messa laterale in posizione offensiva per il Mistral. Di Maria, si va da Fuentes, c'è vicino La Torre, ancora Fuentes, Di Maria, La Torre prova a calciare, viene chiuso, e allora Licandri che prova a tenerla, riesce a salvarsi in qualche modo il numero 20, poi La Torre da terra, Di Maria calcia, ma c'è punizione con la giocata da terra di La Torre. Pereira lascia a Cavallaro, allarga da Famà, ancora Cavallaro, prova a ricostruire il gioco la compagine di Mister Sgroi. Pereira, la Barbera, mette il piede, poi ancora Licandri che riesce a farla sua, si torna da Cavallaro, c'è largo Licandri, Cavallaro pensa a cosa fare, prova ad accentrarsi, Cavallaro torna da Pereira, il movimento dell'80, subito Di Maria a salire su Licandri, Pereira, tanto giro palla e poi si torna indietro da Giappone, c'è vicino Famà, sale il pressing del Mistral, qua La Torre con Cavallaro che sbaglia, Licandri mette una pezza, riesce in qualche modo anche a ottenere la rimessa dal fondo, giocatore d'esperienza, l'ex Meta Catania, che riesce a salvare i suoi. Allora Cavallaro torna sempre da lui, sempre da Licandri, si va da Cavallaro, c'è vicino Famà, mette il piede La Torre, rimessa laterale, La Torre che esce, e allora si torna da Famà, Licandri, Pereira, prova la Barbera in qualche modo a mettere il fisico, Pereira, Licandri può calciare, Messina mette le mani, deviazione in calcio d'angolo, numero 22 che non si fa trovare impreparato, però occasione da corner per Ladrano, Famà mette al centro, qualche protesta dalla panchina del Ladrano per una deviazione di Muro, forse con la mano, e allora Famà ancora, si torna da Pereira fuori a cercare il movimento di Cavallaro, si torna sempre dal 14 Pereira, Fuentes prova a contenerlo, Famà spinto da Muro, Pereira, pallone di Cavallaro a cercare Licandri, la Barbera prova a chiuderlo, riesce in questo caso Muro, e allora può ripartire il Mistral con Muro che si trova il pallone tra i piedi e all'occasione Ladrano per ripartire, ma è Di Maria a mettere il piede, rimessa laterale. Intanto Muro che viene invitato dal direttore di gara a lasciare il campo per farsi medicare per un ginocchio sbucciato, abbiamo visto un po' di sangue al ginocchio destro di bomber Muro,
che non ne voleva sapere di uscire, si era alzato anche il calzettone pur di non lasciare il campo. Licandri, Nicolosi, Licandri, Messina la fa su e fa ripartire subito il Mistral con Dell'Aria che va dalla Barbera. Cercano Di Maria e la Barbera di spegnere un attimo il ritmo forsennato del gioco di questi minuti. Di Maria, Licandri prova a salire a infastidirlo, allora Dell'Aria può tornare da Fuentes, col solito Licandri a pressarlo. La Barbera si va da Di Maria a Fuentes, pallone proprio a cercare la Barbera che dà una spallata a Bonaccorso. Calcio di punizione che dovrà essere ribattuto perché è in posizione indietreggiata. Può ripartire il gioco con Cavallaro, benissimo qua la Barbera che torna da Di Maria, scambia corto proprio col 21, Licandri, qua sbaglia la Barbera che chiede subito scusa. Pereira, il 14, gioca, finta, la Barbera bravissimo, subisce forse pure un colpo al viso da Pereira. Il direttore di gara chiede un istante prima di riprendere il gioco. Direttore di gara che va a sincerarsi delle condizioni di la Barbera che ha subito un colpo fortuito al volto proprio da Pereira. Si riprende con rimessa dal direttore di gara. Cavallaro, Nicolosi largo, Pereira vuole il movimento al centro, allora ancora Cavallaro da Licandri. Cavallaro alza la testa per cercare il movimento di Licandri, ma intanto arriva Dell'Aria a togliergli il pallone. Di Maria, sempre dal 17, si torna da Fuentes che sfida Bonaccorso. La Barbera in due chiudono, poi ancora Fuentes sfida Nicolosi, pallone torna indietro dalla Barbera. Fuentes, ancora Fuentes, movimento, finta, ancora Fuentes, Di Maria da Dell'Aria che calcia, Giappone in due tempi, la fa sua. Pereira, spinta di la Barbera, anzi di Dell'Aria che poi fa anche fallo, calcio di punizione sotto gli occhi del direttore di gara che non ha alcun dubbio sulla spinta subita da Pereira. Lo stesso Pereira lascia il campo a capitano Nicolosi. Cavallaro, guarda il movimento di Licandri, in avanti c'è tanta possibilità di gioco. Cavallaro, Muro riesce a intervenire, tiene la palla dentro, ancora Muro, sfida Verzi, calcia, pallone che termina al lato, però cresce il Mistral che vuole il gol del 3-1, manca un secondo. E dunque non c'è più tempo per questa prima frazione. Mistral avanti 2-1, aveva aperto le marcature Ladrano con la Monica, poi la compagine di mister Cappello è ritornata con Murò, doppietta del numero 8 ed è dunque 2-1 per il Mistral. Noi ci fermiamo per qualche minuto, sfruttiamo questo intervallo, ci ritroviamo nel secondo tempo. Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi che dovranno vedersela allo stadio Bruccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo. Poi si porta in avanti con Napolitano la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Ecegoyen, poi la palla arriva comunque in mezzo, c'è la girata di Kragel respinta con la schiena da De Min con
la minaccia che viene sventata, poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano, poi prova a mettersi in propria linea che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di Demin, bloccata a terra da Castelnuovo, dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali, l'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera, però a piazzarla di giustezza col sinistro ma non inquadra i pali, insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragl, l'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio Piazza, conclusione velenosa a giro col destro, Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa, insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa, poi dall'altra parte Castrum Favara ancora pericoloso con la grandissima giocata di Varela, la palla passa dal centro, non riesce a controllare la Privitera e questo è un errore che pesa perché dall'altra parte torna a farsi vedere la Nissa con Ruotolo, giocatona da parte del numero 10 ad armare il sinistro di De Felice, è entrato alla panchina, non c'entra i pali, poi ancora Ruotolo che si mette la squadra sulle spalle, gran giocata sulla sinistra, altro pallone messo in mezzo, la girata di Provenzano che viene lisciata volontariamente da un compagno perché è in fuorigioco, segna la Nissa all'ultimo istante e la vince con la rete di uno degli ultimi arrivati, il classe 91, che realizza un gol fondamentale. La Nissa che torna a vincere e si riavvicina alle primissime posizioni della classifica. Non riparte bene Infantino a Favara. Da Sportisile è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal video di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Insiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, Pierce, il vero di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero, si presenta così il 100metrista portoghese e fa rampa finale con Visconti, ma occhio Traoré può andare al centro, Dolenti, Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo e segna Pierce. A Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino per via centrali il 26, pallone che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, la camiseta bianco-azzurra, pallone che arriva al centro, vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone ritorna da centro Boa per Pierce, c'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma, cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Vediamo ovviamente la partita finale, l'azione molto bella, qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol, Facundo Osvaldo! Mirabelli, Pierce scappa alle spalle della difesa, Pierce!
stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce. Pallone entrante in aria, atterrato qui. Colombo si prende il calcio di rigore. Va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita, in aria, Caminita, bloccato da Dolenti. O può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va. Russo mette il pallone al centro, Dolenti. Qua, occhio, Pierce arriva, poi il tacco qua di Ledesma, palla per Pierce in aria, Pierce che è in fuorigioco e con il Camerat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce, ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria, Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Camerat, incredibile errore in area piccola da parte di Osvaldo. Montelepre lo sbaglia, adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua. Ritorniamo in diretta dal Palaureto, squadre che sono rientrate in campo per il secondo tempo, lo ricordiamo Mistral Adrano con il nero oro di mister Cappello avanti 2-1 con Muro, la doppietta di Muro che risponde al momentaneo vantaggio adranita con la Monica. 2-1 con il Mistral che è cresciuto minuto dopo minuto, sfruttando i buchi lasciati dall'Adrano, con la compagine di mister Sgroi che si è divorata 2 reti. Mistral che ne ha approfittato prima per pareggiare e poi per andare avanti con la punizione di Bomber Muro. E ora pallone che verrà gestito, primo pallone del secondo tempo che verrà gestito dalla squadra di casa in completo totalmente nero, con inserti bianchi sulle spalle, con la Torre sul pallone, quintetto del Mistral con Messina in porta, dell'area Muro, la Torre e Di Maria. Dall'altro lato l'Adrano con il Giappone, Cavallaro, la Monica, Licandri e Nicolosi. Di Maria su il primo pallone del match per Muro che va a cercare la Torre. La Torre va via a Cavallaro, ancora la Torre che può calciare con le deviazioni di Nicandri, forse con la mano secondo la Torre, non per il direttore di gara che era lì vicino. Allora la Monica che può cedere a Cavallaro. Cavallaro dalla Monica, autore dell'1-0 come detto, Licandri, finta, Muro, non ci casca e allora resta lì, poi il pallone a cercare la Monica, bravissimo Messina. Di Maria, dell'aria, attenzione a dell'aria che per un attimo si lascia scappare il pallone, poi il pallone messo in avanti dalla Torre che riesce a stopparla, la mette giù la Torre, si torna in tranquillità da dell'aria e allora Muro chiama il movimento dei suoi, attacco per Di Maria, pallone a cercare proprio Muro, Licandri riesce a mettergli il piede, poi la Torre non riesce a chiuderlo, riesce a salvarsi in qualche modo l'Adrano. La Monica, si torna indietro da Cavallaro, Licandri, Di Maria lo attende, Licandri può far partire il sinistro, poi cede a Cavallaro, Muro lo guarda, lo sfida, lo costringe a tornare indietro da Licandri, poi qua Di Maria subisce forse il fallo, non per il direttore di gara, il capitano del Mistral era andato giù, era un'occasione ghiotta importante per cercare di prendere le distanze.
ma non c'è nulla e allora si gioca con l'Adrano in possesso del pallone. Licandri, bravo Dell'Aria a mettere il piede, si torna da Cavallaro, Nicolosi dalla Monica, ancora verso Licandri che scambia nuovamente col numero 9. La Torre prova a infastidirlo, Licandri cede a Cavallaro, poi qua Di Maria che chiude su Capitan Nicolosi e allora si torna indietro con un brivido perché Muro ha atteso il pallone, un brivido dall'esterno, non per lui che è stato quasi glaciale. Allora Di Maria prova a ripartire, non c'è nulla, Nicolosi calcia e nonostante la deviazione riesce Messina a mettere le mani e a deviare in angolo con Licandri che chiama lo schema, lascia il pallone a Cavallaro, dice un po' alla Monica dove posizionarsi. Cavallaro, la Monica è vicino, il pallone a cercare proprio Licandri, pallone facile preda di Messina, può ripartire il Mistral, qua non riesce per poco Muro a intervenire con Cavallaro che lo stava rincorrendo. E allora ancora Licandri, Di Maria lo osserva, non può fare altro che tornare di là. Poi attenzione, qui l'errore di valutazione tra Cavallaro e la Monica, il pallone che termina fuori con il numero 9 che non riesce a tenerla in campo. E allora Muro da Di Maria, si cerca il movimento di La Torre, si sovrappone Dell'Aria, La Torre forse vuole un po' troppo, non si capisce né con Di Maria né con Muro che era rimasto poco dietro, è rimessa laterale regalata per così dire all'Adrano che può giocarla con Cavallaro che va da Licandri. Di Maria prova sempre a dargli l'esterno, la Monica, Cavallaro prova a salire alla Torre per dargli fastidio, Nicolosi, il pallone con Muro che prova a tenerla, poi Dell'Aria di testa, pallone che si spegna in rimessa laterale, prova a farla ripartire subito Nicolosi, Cavallaro da Licandri, ancora Licandri prova a metterla al centro, Dell'Aria riesce a chiudere la linea di passaggio, ancora Licandri che calcia, pallone che termina al lato, Adrano che non molla di un centimetro e cerca negli errori del Mistral di trovare spazio per provare a trovare il gol del pari. Dell'Aria si va dalla Torre con Cavallaro che usa un attimo le mani per spingere il numero 9, anche in questo caso l'80 prova a infastidirlo, La Torre costretto a frenare, ancora La Torre si riesce a tornare da Muro che può partire, sfida la Monica, poi torna da Di Maria, il pallone a cercare Dell'Aria, la testa di Nicolosi a dire no e a deviare in rimessa laterale. Bene, qui il Mistral che ha cercato la ripartenza veloce con un cambio lato. Muro sfida la Monica, ancora Muro calcia, pallone fuori, Giappone può farla sua, può gestire la ripartenza con Cavallaro che resta vicino per permettere una ripresa più veloce. Giappone lo salta e va direttamente a cercare i giocatori posizionati in zona offensiva. Allora la stessa cosa fa Messina con La Torre, attenzione, subisce il colpo di Cavallaro, non c'è nulla, allora può ripartire l'Adrano, superiorità numerica, Cavallaro sbaglia qua la giocata, una via di mezzo tra un passaggio per Nicolosi e un qualcosa che il numero 80 voleva provare, in questo caso non riesce. Muro a Di Maria, giusto a Di Maria, poi a cercare il movimento di La Torre, riesce a tenerla in campo Licandri, bravissimo qua il numero 20 d'esperienza, la giocata a cercare Nicolosi, scivolata di Dell'Aria, Muro la alza, la palla riesce ad essere mantenuta in campo da Dell'Aria, poi con la Monica vicino non riesce a fare granché Nicolosi, la cede però nuovamente a Muro che torna da Dell'Aria, chiuso in angolo, Di Maria,
Cavallaro, attenzione qua Di Maria che riesce nella giocata, Licandri, anzi scusate Nicolosi riesce a farla sua, tanta confusione in questo caso, Di Maria fa fallo, c'è vicino il direttore di gara, calcio di punizione per fallo di Capitan Di Maria che ora lascia il campo ad Orlando, resta intanto a terra la Monica che si è fatto male. Calcio di punizione affidato a Cavallaro. Orlando e Murò che si mettono a difesa del pallone per evitare che il numero 80 possa battere subito, e dunque distanza chiamata. Il direttore di gara che posiziona la barriera, Messina che dà indicazioni ai suoi, Orlando esce per andare in marcatura sulla Monica, Fuentes prenderà in consegna Licandri. Cavallaro sul pallone dell'area, unico uomo in barriera, c'è vicino la Monica con la linea composta poi da Nicolosi e Licandri un po' più indietro. Cavallaro, si muove Licandri, riceve il pallone, Fuentes che riesce a mettere la sagoma deviando in rimessa. Cavallaro, Orlando prova subito a infastidire la Monica, qua Cavallaro riesce ad andare via, poi prova in qualche modo l'azione offensiva il Mistral, dell'aria la fa sua, stop di petto, la giocata su Nicolosi, il pallone a cercare la Barbera, messa al centro verso Orlando che non riesce a controllare, si salva qua Ladrano, ma ottima azione offensiva seppur confusionaria del Mistral. Pallone che era terminata nella zona di Giacomo Orlando che ora prova a pressare Cavallaro. La Monica, ancora nuovamente la Monica, c'è vicino Licandri, torna però da Cavallaro, bravo Orlando a pressare, a dargli fastidio, a togliergli il pallone. Fuentes riceve da Murò, scambia con dell'aria, si ritorna ancora dal 10, ancora Fuentes, ancora verso Giacomo Orlando. Murò, solito movimento a cercare dell'aria qua anche per Orlando, ma il numero 7 non spreca energia, sa che non può arrivare, allora può ripartire Ladrano con Licandri, finta di corpo, il tocco di dell'aria, c'è vicino il direttore di gara che fischia, calcio di punizione nella stessa posizione più o meno in cui nel primo tempo è arrivato il gol di Murò. Licandri si tocca il volto, forse una manata seppur involontaria di dell'aria. Calcio di punizione per Ladrano con mister Sgroi che rimescola un attimo il suo quintetto facendo entrare Famà e Pereira, facendo uscire la Monica e Nicolosi. Calcio di punizione, 13 e 14 residui effettivi sul cronometro. Cavallaro sul pallone, Famà un po' più esterno, lo vedete qui a destra, mentre a sinistra vicino al palo c'è Licandri, Pereira invece alle spalle di Cavallaro. Ci attende il fischio del direttore di gara. Cavallaro lascia a Pereira, pallone a cercare Cavallaro con deviazione, rimessa laterale. Famà, Licandri, Murò lo guarda negli occhi e ancora a Licandri, pallone con doppia deviazione tra Fuentes e Murò che finisce tra le mani di Messina, e allora la Barbera può andare da Orlando, qua sbaglia il controllo, il passaggio che è preda di Licandri, poi bravo qui Orlando che può fare ripartire il Mistral, 3 contro 2, la Barbera, Orlando non riesce nella corsa a mantenere il controllo e occasione
che sfugge via per il Mistral, con Orlando che lascia il campo alla Torre. Ha dato tutto quello che poteva il numero 7 per fare rifiatare la Torre. Allora Pereira, il movimento a cercare Verzì, pallone che termina fuori. Messina può giocarla a cercare la Torre, che la mette giù in due tempi. Cavallaro, Fuentes prova a infastidirlo, Fama riesce in qualche modo Ladrano a tenere il pallone. Qua però sbaglia Cavallaro, allora Fuentes può calciare. Murato tra Verzì e Giappone, occasione per il 3-1 del Mistral, con Fuentes che si mette le mani tra i capelli, si dispera. Occasione ghiotta dopo l'errore di Cavallaro, ma c'è ancora possibilità per il Mistral perché c'è Murò sul corner. Deviazione di Pereira, ancora angolo per i nero oro. Murò a cercare Fuentes sfida Verzì, Fuentes può calciare, Fama lo chiude, ancora Fuentes, riesce a saltare Pereira, angolo ottenuto dal 10. E ancora la Barbera sfida Fama, la Barbera rientra sul destro, calcia e per poco non trova la deviazione fortuita di La Torre, che si è spostato in tempo per salvaguardare il proprio viso. Pallone a cercare Pereira, attenzione qui la giocata con la conclusione su uscita di Messina, che per poco non va in porta. Si salva qui Messina, costretto a uscire di testa, non con le mani perché il pallone era fuori dall'area di rigore. Duro sfida la Monica, la Barbera, giocata a cercare la Torre, ancora la Torre che riesce a tenerla. Verzì con qualche trattenuta, non c'è nulla per il direttore di gara che lascia correre. E allora la Monica a cercare Pereira, Verzì salta Murò ci mette il piede in questo caso, poi Verzì spinto un po' dalla Torre, pallone che torna indietro da Alcides Pereira. Verzì sfida Fuentes, gioco di gambe, c'è vicino Bonaccorso che prova a correre in soccorso. Fuentes, ancora Verzì calcia Messina e poi Murò che allontana. Bene, qui tanta collaborazione tra i giocatori del Mistral, dove non arriva uno mette la pezza l'altro. Bonaccorso, la giocata nella terra di nessuno, non c'era nessun compagno per sfruttare questo pallone messo al centro. La Barbera, allora si torna da Capitane Di Maria che vede Murò, la giocata nuovamente a cercare Di Maria, ma il passaggio è troppo in là e non può arrivare nel capitano. E allora la Monica a giocare per Bonaccorso, Pereira, ancora Pereira, Fuentes prova a giocare di fisico e allora si torna da Giappone, calcia in avanti a cercare la Monica che non può arrivare sul pallone, tutto anche la giocata difensiva di Murò. Qua Di Maria riesce ad arpionarla, rimette indietro a cercare Fuentes, ma il pallone è per Pereira. La Monica, Verzì, la giocata, ancora il pallone con Dell'Aria che mette il piede, riesce a non fare fallo. Poi attenzione a Pereira con Murò che corre, mettendo in rimessa laterale. Occasione per Ladrano che può rimanere in zona offensiva. Bonaccorso, la giocata a cercare la Monica con Fuentes che lo trattiene, lo costringe a tornare in gol a Giappone, calcia in avanti. Messina questa volta la può prendere con le mani, la fa sua e la cede a Fuentes che prova di tacco. La giocata rimessa laterale. Murò
da Di Maria. Tanto Fuentes che lascia il campo a Mendola, proprio Mendola che mette il fisico cercando di difendere su Pereira. Muro, movimento di capitano Di Maria, poi Mendola, Giappone la fa sua, si va avanti da Pereira, attenzione allo stop di petto di Pereira, tutto solo, Muro riesce a mettere il piede, qui Salvatore Muro, ancora Muro da solo, si mette in proprio e qui il direttore di gara non ha dubbi nello sventolare il cartellino giallo a Verzi, che ha fermato in maniera fallosa Muro, che come detto si era messo in proprio per cercare di incunearsi e di andare verso la porta di Giappone per calare il tris per la tripletta personale. Fermato in maniera irregolare da Verzi. Di Maria sul pallone insieme a Mendola. Pallone di Mendola a cercare Muro che calcia. Pallone che termina ampiamente fuori. Conclusione infelice in questo caso di Bomber Muro, che si tocca la spalla dopo la caduta. Poi attenzione qua Messina che sempre di testa, costretto a intervenire, poi attenzione, fallo di Dell'Aria, ennesima uscita di Messina che rischia di mettere in difficoltà il Mistral. Riesce in qualche modo ad allontanare la difesa Neroro, ma il fallo di Dell'Aria regala la possibilità all'Adrano di calciare una punizione, la posizione ghiotta. Sul pallone ci sono Nicolosi e Verzi. Nicolosi lascia proprio a Verzi, c'è Fama fuori, calcia al palo e la parata di Messina, poi la palla resta lì, la Monica, Murato si salva il Mistral, chiama lo schema, Fama che ha l'opportunità di giocare al centro per la Monica che cicca clamorosamente il pallone. Buon accorso, la Monica, si torna da Giappone, calciata in avanti a cercare, attenzione Messina che impatta sulla traversa e c'è il gol del pari, in questo caso sfortunatissimo Messina su pallone calciato in avanti da Giappone, ha messo le mani, poi però l'impatto con la porta lo ha lasciato a terra e c'è il gol del pari, 2-2. E 26, ancora residui qua, tanta sfortuna per Messina. Muro, Di Maria, Licandri prova a infastidirlo, allora si torna da Dell'Aria, la giocata con Nicolosi che mette il corpo. Dell'Aria a cercare la torre sul buon accorso, ancora la torre per Dell'Aria, Giappone mette il piede e chiude in maniera provvidenziale e poi attenzione, Dell'Aria aveva fermato in maniera fallosa l'azione in ripartenza dell'Adrano. Giappone che richiama il direttore di gara perché Dell'Aria era ammonito. Di Maria a distanza richiama proprio il 17.
Continua il chiarimento tra il direttore di gara e Giappone. Calcio di punizione con Cavallaro sul pallone. Può riprendere il gioco. Giappone calcia in avanti. Messina difende su Nicolosi. Pallone che termina fuori. Muro ancora a cercare Di Maria, Dell'Aria, ancora Muro prova la giocata, rimessa laterale per Ladrano. Licandri, attenzione, qui Di Maria che non riesce a intervenire sul pallone. Cavallaro da Nicolosi, ancora Nicolosi che torna indietro da Licandri. Cavallaro, solito giro palla della squadra di Mister Sgroi, a cercare qua Nicolosi, mette una pezza a Muro che prova ad accelerare. Muro sfida la Monica, ancora Muro non riesce a tenerla, non riesce a ottenere neanche l'angolo. Bravo in questo caso la Monica a difendere il pallone nonostante gli spintoni di Muro. Giappone va ancora a lungo, attenzione, la giocata di Nicolosi che mette una giocata incredibile per il gol del 2-3 del Adrano. Ancora una volta a sfruttare l'uscita più o meno a vuoto di Messina. Giocata lunga di Giappone a cercare Nicolosi. È capitano dell'Adrano che in rovesciata fa il 2-3. Sfortuna, tanta sfortuna per il Mistral che con 2 giocate dal fondo di Giappone si è ritrovato a mettersi in difficoltà da solo. Prima con Messina sfortunatissimo, prendere il pallone e impattare sulla porta, lasciando praticamente sguarnita la propria posizione. E in questo caso sì, giocata di Giappone a cercare la porta di Messina, ma giocata da incorniciare di Nicolosi non era semplice. È gol del 3-2. Qua Mister Cappello ovviamente a dare indicazioni ai suoi, non è mai facile passare dal 2-1 al 3-2 in pochi minuti. Possono rientrare in campo le 2 compagini, fine del time out sfruttato da Mister Cappello in occasione della ripresa di gioco dopo il gol di Nicolosi. La Torre sul pallone, si può riprendere, 7 sul cronometro, c'è il tempo, è come se c'è il tempo per il Mistral. Di Maria, da Muro, ancora Licandri e la Monica a far andare il pallone nella zona di Messina. Muro che cede alla Torre, poi qua si complicano la vita gli uomini di Mister Cappello. Allora Dell'Aria che può ripartire dopo il recupero difensivo, ancora Dell'Aria, calcio di punizione in favore del Mistral. C'è modo di discutere tra Dell'Aria e Giappone. Dell'Aria che, come ricordiamo, era ammonito, ha scalciato un attimo in questa azione, però il fallo era partito molto prima, quindi avevano dato vantaggio i 2 arbitri. Di Maria, Muro batte subito, Muro calcia, pallone che rimane lì. Poi la Torre non riesce a intervenire, non riesce a intervenire neanche Giappone. Angolo. Muro a cercare Di Maria, Di Maria sbaglia quello e controlla. Allora Nicolosi, si avvicina anche la Monica, pallone messo al centro, Messina salva la porta del Mistral che può ripartire con Dell'Aria, ancora Dell'Aria chiuso da Cavallaro, ancora Cavallaro che calcia. Messina resta fermo, deviazione in angolo, rischia
il Mistral. E Adrano che torna da Giappone. Giappone può calciare, Messina mette in questo caso i pugni, allora si può ripartire con Muro che calcia, Messina, cioè scusate, Giappone in 2 tempi la fa sua e poi qua non riesce a fare ripartire l'Adrano con Di Maria, rimessa laterale, Dell'Aria, pallone ancora con un rimpallo fortunoso per Dell'Aria, ancora Dell'Aria che rientra sul destro, Cavallari in rimessa. Richiamato Dell'Aria dal direttore di gara. Muro può calciare, Muro di punta, pallone fuori di poco. Giappone, solito pallone lungo a cercare Messina e questa volta di testa la fa sua su pressing, su giocata di Nicolosi. Licandri torna ancora da Giappone. Pallone ancora calciato in avanti, sembra quasi un'azione replay per cercare di sfruttare le indecisioni di Messina. Dell'Aria, ancora Dell'Aria a cercare la torre, Muro si gioca in un fazzoletto, ancora Di Maria, indietreggia Muro che ottiene il pallone, Dell'Aria, Di Maria scivola, Licandri la fa sua. E ancora la giocata di Dell'Aria a infastidire la ripartenza dell'Adrano. Muro carica il destro, Muro, deviazione, il pallone che torna dalle parti di Licandri che la fa sua, attenzione poi qua la Monica non riesce a intervenire, ancora Muro finta contro finta, Muro calcia, Giappone mette il piede, rimessa laterale, Muro da Di Maria, ancora Capitan Di Maria, torna dal numero 8, autore della doppietta che aveva portato avanti il Mistral. Dell'Aria prova a metterla al centro verso la torre, deviazione di Pereira, non secondo il direttore di gara, pallone ancora in avanti dove non c'è nessuno, rimessa laterale concessa al Mistral con Dell'Aria che lascia il campo a Fuentes. Ed è proprio Fuentes che riceve ora il pallone da Capitan Di Maria. Muro, la torre, Giappone, vola, calcio d'angolo, Fuentes, la torre a cercare il movimento, allora Di Maria che di petto la deve mettere al centro prima che arriva Licandri. Muro, d'esterno, Pereira interviene, la fa sua, poi Di Maria lo infastidisce, è il pallone che torna in possesso del Mistral che può costruire l'azione offensiva con Muro, gioca di gambe, Muro, ancora Giappone, una sfida personale tra l'8 e il 19, pallone ancora messo lì, Giappone con doppia deviazione tra Cavallero e la torre, pallone messo ancora in avanti, ancora a cercare Messina, di testa, Di Maria può calciare, pallone che termina sul fondo. 3:39 per il Mistral per cercare il pari. Giappone, la palla lunghissima a cercare Verzi, mette la testa Fuentes e time out chiamato da Sgroi. C'è qualche discussione tra la panchina del Mistral e il direttore di gara. Muro ammonito per proteste per gli uomini di mister Cappello. L'ultima deviazione non era stata di Fuentes bensì di Verzi. Sgroi aveva subito chiamato il time out capendo che la rimessa laterale era biancazzurra, e così per i direttori di gara che rimangono fedeli nella loro decisione, quindi time out chiamato da Sgroi. Anche Cappello ha l'occasione di riorganizzare un attimo i suoi per questi 3 minuti e 35 residui effettivi, lo ricordiamo, per cercare il gol del pari.
rientra il campo il Mistral, si attende ovviamente il rientro dell'Adrano, che in questo momento riesce a mantenere il primato in classifica con questo successo importante in vista del prossimo turno, che sarà di riposo per la compagine adranita. Cavallaro, si torna dal Giappone, che calcia in avanti a cercare il movimento del solito Nicolosi con Messina che difende la porta. Di Maria, c'è vicino Muro, però si va dalla Torre. La Torre prova a tenere posizione su Pereira. Muro da Fuentes, Cavallaro lo pressa, si torna da Muro. Ancora Muro calcia! Pallone fuori di pochissimo. Sfortunato qua Muro con una conclusione velenosissima a non trovare neanche una deviazione della difesa dell'Adrano. Pallone di Giappone lungo a cercare sempre Pereira con Messina che ormai ha capito e parte prima. Di Maria, ancora Di Maria, cercare Muro, c'è vicino Fuentes, riceve il pallone largo sulla fascia, ancora il numero 10 che sfida Nicolosi, pallone per Muro, finta, può calciare Fuentes, murato, poi sì, il pallone che va da Messina, ancora pallone in avanti con la Torre, rimessa laterale per l'Adrano. Pereira, nuova la giocata, bravo Di Maria qua a infastidirlo ma non riesce a contenerlo, ancora Pereira, ci pensa Fuentes con Di Maria che di prima va da Muro, prova ad accelerare un attimo il gioco il Mistral a caccia del pari, attenzione qua Muro che subisce il fallo di Nicolosi, si erano agganciati i due con Muro che aveva capito le intenzioni di Capitan Nicolosi, ha ceduto il pallone, poi sono rimasti avvinghiati con il direttore di gara che a pochi passi ha fischiato il calcio di punizione in favore del Mistral con Muro, la Torre e Di Maria sul pallone. Vedremo se Muro vorrà nuovamente cercare la porta come nel primo tempo. Sembra proprio Muro intenzionato ad andare verso la porta, mani sui fianchi, con Nicolosi in barriera, Pereira che si aggiunge, sono centimetri importanti. E allora cambia lato Fuentes, c'è vicino anche la Torre, vedremo la decisione di Muro. Muro, pallone per Di Maria, Verzi salva con una deviazione in rimessa laterale, la Torre. Si torna indietro da Muro per Di Maria. Fuentes da Muro che perde per un attimo il contatto col pallone. Muro calcia! Pallone fuori. Emozioni qui al Paloreto affidate ai piedi di Muro. Giappone. Pallone lunghissimo a cercare Pereira, ci mette i pugni Messina. Buon accorso, si va da Giappone, il pallone a cercare Pereira che in qualche modo riesce ad agganciarla ma non a tenerla, e allora Muro, la giocata di Di Maria con il Cavallaro che lo chiude, ancora Muro aiutato da Di Maria, il pallone per la Torre, Muro calcia, ancora pallone largo. Giappone si va avanti con Messina che riesce a intervenire, il pallone va da Muro che subisce forse il fallo di Nicolosi, non per il direttore di gara dell'area, il pallone è per lui, Nicolosi prova a toglierglielo dai piedi, poi cade dell'aria, rimessa laterale per il Mistral, per l'intervento di Pereira su dell'aria. Si può riprendere, gioca col quinto uomo il Mistral, Di Maria, Muro
si torna da Fuentes, gioca il tutto per tutto Cappello, Di Maria, ancora Di Maria, La Torre, Fuentes, ancora da Di Maria, Muro la mette al centro, attenzione qua, Nicolosi, porta sguarnita, calcia Nicolosi, pallone che termina sul fondo, si salva qui il Mistral. Sono rischi che la compagine nero-oro deve prendersi per cercare il gol del pari. Muro calcia, deviazione di Bonaccorso. 39 restanti sul cronometro. Fuentes, pallone da Di Maria, ancora Di Maria, non può sbagliare il controllo, pallone qua che però viene sbagliato da Dell'Aria, qualcuno deve aiutarlo. Nicolosi decide di non pressare e allora Fuentes, si va da Di Maria che sbaglia il controllo. Qui però il direttore di gara richiama un attimo l'attenzione di Giappone che deve rimettere in asse la porta. Rimessa laterale per Ladrano. Attenzione qui, ammonito Dell'Aria che era già ammonito. Forse no, a questo punto abbiamo sbagliato poc'anzi nella valutazione. Intanto Mistral che ha l'occasione di giocare l'ultimo pallone, sempre con il quinto uomo, con Dell'Aria che batte per Di Maria, c'è vicino Muro, ancora Di Maria a cercare Dell'Aria che non ci crede, si spegne questa occasione in rimessa laterale. Ancora pochi secondi con tutto il Mistral in avanti, qua Dell'Aria di petto, la giocata subito a cercare Fuentes dalla Torre, La Torre a 4 secondi dalla fine la pareggia, e questo è il bello del futsal, e questo è il bello del quinto uomo in campo, e La Torre riesce a siglare il gol del pari meritato per il Mistral. 3-3, Claudio La Torre. 4 secondi al termine e La Torre riesce a riportare in equilibrio la partita. Nicolosi batte, Cavallaro, sembrano accontentarsi per il pari le due squadre, finisce così. Che bello il futsal, che bella partita. Mistral e Palermo e Adrano pareggiano 3-3 col gol al photo finish a 4 secondi dalla fine di La Torre. Finisce 3-3 come l'ultima partita giocata qui al Palaoreto dal Mistral di mister Cappello, che aveva pareggiato contro la Drago Acireale, un pareggio importantissimo per i nero-oro, un pareggio che mette i bastoni tra le ruote all'Adrano. Match bellissimo, tante emozioni, tanti gol spettacolari, ed è stato bello raccontarvelo qui su Sportissimi. Amici appunto di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri dal Palaoreto è tutto, mentre osserviamo i giocatori salutarsi per rientrare negli spogliatoi. Come detto, dal Palaoreto è tutto, buon weekend.